Rieccoci insieme, bentornati con noi, con il nostro ospite Giovanni Salmistrari, presidente di ANCE Veneto, e parliamo di costruzioni. Ben arrivato, grazie di essere qui con noi. Un settore strategico, l'abbiamo detto più volte, importantissimo, perché è, voglia o non voglia, il segnale della ripresa o meno o della crisi di un'economia. È stato un settore che ha risentito fortemente di questa situazione di crollo e di immobilismo che si è verificata nel nostro paese ormai fin da troppi anni, e adesso ci dicono degli indicatori, ma noi vogliamo confrontarlo con la realtà, che ci sia una leggera ripresa, perlomeno sono ripresi dei finanziamenti da parte delle banche, dei mutui e delle famiglie. Questo vuol dire che si sono sbilanciate per acquistare casa. Ma questo settore si sta muovendo oppure no? L'asta della bilancia che cosa segnala? Perché è importante? Perché ovviamente c'è un indotto mostruoso dietro il settore delle costruzioni, più di quello che si può andare a immaginare. Di conseguenza una ripresa sarebbe determinante. E poi gli costruttori locali, che hanno ovviamente un indotto anche di persone che lavorano nel settore, possono muoversi verso l'estero e quindi internazionalizzare oppure no? Perché visto che questa è la strategia di molte imprese del nostro territorio per potersi salvare, o perlomeno galleggiare, vediamo di capire anche questo. Quali sono poi le problematiche, i pro e i contro, se il governo attuale ha fatto qualcosa, cosa dovrebbe fare. Insomma, Presidente, sono tanti quesiti che le persone si pongono, soprattutto gli addetti ai lavori, ma non soltanto. Voi come vedete a questo punto il bicchiere? Mezzo pieno o mezzo vuoto? Allora, iniziamo nel dire che parlava di ago della bilancia. L'ago della bilancia, se non altro, si è fermato e stava continuando a calare. Partiamo da alcuni dati che ritengo che siano fondamentali. La crisi è iniziata all'incirca nel 2007-2008, o quantomeno si è fatta sentire di più da quel periodo, e fino all'altro anno, diciamo fino al 2014-2015, non si è mai arrestata. Forse negli ultimi mesi del 2015 abbiamo avuto dei segnali di leggera ripresa, come anche diceva lei. Però, appunto, ripeto, diamo dei dati. I dati sono nel Veneto veramente preoccupanti. Siamo passati da 180.000 occupati nel settore delle costruzioni a 149.000 nel 2014. Io faccio sempre il paragone 2008-2014. Siamo passati da 62.000 imprese a 53.000 imprese. E questo sono dati abbastanza pesanti, soprattutto se pensiamo che il settore dell'edilizia nel Veneto vale il 9,4% del PIL complessivo regionale. Gli addetti nelle costruzioni sono il 19,2% di tutto il settore industriale manufatturiero e il 6,7% dell'economia in generale, per cui, ripeto, numeri che danno il senso della crisi e del perché la crisi che ha colpito l'edilizia, a mio avviso, poi si è estesa a molti altri settori a essa collegati. Un dato che è quello che mi fa più tremare i polsi, e mi ha fatto tremare i polsi a suo tempo, è quello dei permessi a costruire. Pensiamo che nel 2004 in Veneto c'erano stati emessi permessi a costruire per 40.713 permessi, appunto, e oggi nel 2013, l'ultimo dato che abbiamo avuto, 2004 40.713, 2013 7.210. Questo dato è l'82% in meno di permessi a costruire in tutta la nostra regione. Tanto. E l'82% non è una crisi, l'82% è un disastro, è un crollo totale. Perché questo? Questo è dovuto indubbiamente a una, non la chiamerei nemmeno bolla speculativa, però c'è stato un momento di grande fervore, di grande interesse nelle costruzioni. Ne abbiamo parlato in una trasmissione qui da lei, dove un po' tutti si erano messi a costruire e diciamo anche, possiamo dirlo, in posti sbagliati e in modi sbagliati. Questo ha fatto sì che si è creato un mercato drogato che ha veramente complicato le cose a tutti, e da lì è partita tutta la crisi del settore immobiliare in particolare. Però una parte fondamentale la fa anche lo Stato, lo fa nei suoi appalti pubblici. Devo dire che nonostante
che il valore degli appalti pubblici in Italia sia all'incirca il 25-30% del complessivo del fatturato del mondo delle costruzioni. È abbastanza però. Che è abbastanza comunque, però ha un valore nettamente superiore nella percezione fuori nel paese delle persone che non si occupano di edilizia, particolarmente nel settore dei lavori pubblici, ma dà fiducia a tutti. Cosa voglio dire? Se il cittadino vede un paese che va avanti, che prosegue, che progredisce nelle sue infrastrutture, nei suoi interventi con scuole, ospedali, strade, percepisce fiducia, percepisce che c'è voglia di andare avanti e anche lui si mette in gioco con i suoi interventi. Se lo Stato rallenta, anche il cittadino rallenta. Le do un altro dato: i bandi di gara pubblici della Regione Veneto sono passati dal 2012, per cui non stiamo parlando di molti anni fa, da circa 2 miliardi e mezzo, siamo arrivati, è un dato dell'altro giorno che ha lanciato proprio la Regione Veneto, a 865 milioni. Anche in questo caso abbiamo un 62% in meno di valore di appalti pubblici nella nostra regione. Questo ovviamente ha una ricaduta anche nel singolo cittadino, anche negli investitori, per cui questo è uno dei motivi anche della crisi, cioè la mancata fiducia da parte della gente di questo paese, diciamo di questa nostra povera Italia. Quando lei parla di appalti poi parliamo anche del discorso del massimo ribasso, no? Che era stato un problema di cui si è discusso moltissimo, e di problematiche negli appalti. L'hanno sofferto tantissimo gli imprenditori, soprattutto quelli nostrani. Com'è la situazione? Questo è il solito nostro primo punto che abbiamo cercato anche nell'ultimo testo di riforma dei contratti pubblici, di far capire alle amministrazioni, di far capire in questo caso al governo centrale, che è l'estensore di questo nuovo codice degli appalti, che il massimo ribasso è fondamentalmente anche per l'amministrazione un disastro. Perché un disastro? Perché imprese in difficoltà e che hanno bisogno di portare in banca i contratti, perché dobbiamo dire le cose come stanno, sono disponibili a rischiare e a dire delle cose che non sono, dei numeri che non sono possibili. Ecco, quindi dei numeri che non sono possibili. Non è vero che molti hanno pensato... Non c'è nessuno che ha la lampada magica che fa sì che un lavoro che l'amministrazione ha valutato 100 si possa fare con 50, se non 40, se non addirittura siamo arrivati anche al 70% di ribasso. Qui c'è qualcosa che non torna, o chi fa i numeri non capisce niente, o forse chi fa questi ribassi ha altri obiettivi piuttosto che fare l'opera. Qui ci vuole un grosso controllo da parte delle amministrazioni su poi come l'opera viene eseguita e se effettivamente questo ribasso poi nel tempo dell'opera viene rispettato, o se poi le varianti e altre cose fanno sì che l'opera poi costi effettivamente quello che era stato messo in gara o addirittura di più, come spesso abbiamo sentito che succede. Avevamo dato delle soluzioni al governo, avevamo detto che sicuramente il massimo ribasso sotto certi importi è totalmente assurdo, e avevamo sempre detto che era meglio l'esclusione delle offerte economicamente, cioè l'esclusione delle offerte anomale. Ci sono vari sistemi, adesso è un tecnicismo che è inutile che stiamo qui a dettagliare, però ci sono dei sistemi per arrivare al miglior prezzo senza che questo sia per forza il massimo ribasso, che comporta sicuramente una bassa anche qualità dell'opera. Per cui però non siamo stati ascoltati. Ecco, in Europa come funziona? In Europa il sistema è diverso. Intanto bisogna partire da un fattore che noi da anni battiamo, che è il progetto. Cioè, se il progetto è fatto bene, se il progetto è fatto con cura, poi l'impresa si trova più in difficoltà a dire che le cose non erano previste, manca questo, manca quello, per poi rifarsi. Per cui in Europa c'è una progettazione, a mio avviso, più elevata, più dettagliata, e per cui questo
comporta una maggiore responsabilità da parte delle imprese. Poi c'è un sistema di qualificazione diversa, insomma l'Europa, io dico sempre, l'Europa è l'Europa, l'Italia e gli italiani sono diversi, bisogna adattare le nostre regole al nostro modo di essere, non per forza rincorrere sempre questa Europa che ci sembra sempre la soluzione migliore, ma poi è di difficile applicazione al nostro modo di vivere, al nostro modo di operare. Ecco, ma nel settore dell'edilizia, quelli che tanto si chiedono, ci sono normative europee, quindi voi dovete come imprese di costruzioni assecondare determinati diktat, oppure no, è un settore che ancora... No, sicuramente ci sono delle normative europee che vanno rispettate, sono innanzitutto, partiamo da quella della sicurezza che deriva appunto dalla normativa europea, che poi noi nei vari anni abbiamo assunto e ben applicato, devo dire, nel nostro settore, con dei risultati anche notevoli dal punto di vista della sicurezza dei cantieri. Poi per quello che riguarda anche la tecnologia, indubbiamente l'Europa ci ha portato determinate regole, determinati paletti da rispettare su vari punti. Insomma, si può cogliere quello che c'è di buono in Europa, ma non è detto che tutto quello che dice l'Europa poi debba essere assolutamente ricalcato nel nostro territorio. Assolutamente, vediamo se è arrivato un messaggio e quindi lo leggiamo. Ovviamente la sparo grossa, ma non è meglio che ci siano meno permessi di costruire, visto che ormai di verde non ce n'è più, piuttosto che diano permessi per demolire e ristrutturare certi cimiteri? E prendiamo il consumo di suolo. Vediamo di rispondere al telespettatore. Certo, sono d'accordo perfettamente col telespettatore, ha colto il punto che noi stiamo portando avanti con forza come ANCE, e soprattutto come ANCE Veneto, sulla riqualificazione delle città e sul consumo di suolo zero cosiddetto. Quindi voi vi fate anche portatori di questo messaggio? Assolutamente, perché come dicevamo all'inizio, è stato costruito troppo, è stato costruito male. Sicuramente bisogna metterci le mani. Allora è inutile andare a costruire del nuovo su terreni vergini o quantomeno sulla terra che è, ahimè, soprattutto nella nostra regione, non è poi che ce ne rimane così tanta da sfruttare e ormai direi che la cultura generale ci porta al massimo rispetto del verde e del terreno. Bisogna stare attenti un attimo sul consumo suolo zero, mi permetto di dire, perché c'è anche chi ha già investito, chi ha comprato dei terreni dove c'erano dei permessi, delle urbanizzazioni, esatto, dei programmi di urbanizzazione, pertanto delle possibilità di investire. Oggi non è nemmeno giusto che coloro che hanno fatto questo intervento si trovino a non poter più costruire perché gli mettiamo oggi una norma che porta al consumo zero del suolo, per cui anche lì bisogna stare attenti. Ma trovo intelligente quello che diceva il telespettatore nel dire demoliamo e ricostruiamo, perché c'è molto da demolire e da ricostruire, c'è molto da rigenerare. Uno dei problemi, per esempio, sulle aree industriali, noi abbiamo un'area industriale, nel Veneto ci sono molte aree industriali dismesse che possono essere l'occasione di migliorarle e di anche migliorare parte della città, perché spesso le aree industriali abbandonate fanno anche degrado all'interno delle città. Sì. Vediamo un attimo, chiedo alla regia se cortesemente può rimettere in onda il messaggio che era appena arrivato, così vediamo di rispondere, che era completamento del precedente secondo me. Abbiamo sbagliato in passato ed ora ci portiamo dietro le conseguenze, si deve puntare alla ristrutturazione, non alla costruzione, visto che il nostro territorio è saturo. Appunto, e qui infatti ristrutturazione c'è un problema, nel senso che ci sono chi ristruttura in un certo modo, cioè assesta, e chi invece, ci sono anche imprese di costruzioni che sappiamo demoliscono completamente e ricostruiscono, e questo ben venga, perché effettivamente in tantissimi edifici c'è ben poco da ristrutturare, cioè se poi parliamo anche di classi energetiche di edifici, purtroppo. Questo è i costi, i finanziamenti delle banche, qui apre tutto una voragine incredibile. Qual è la situazione? Ed è fattibile parlare di ristrutturazione? Allora intanto qualcosa di giusto anche questo governo l'ha fatto nel riproporre ancora per quest'anno, anche se, ripeto, ogni anno queste norme fiscali, agevolazioni si restringono e soprattutto bisogna aspettare l'ultimo momento per avere la certezza
certezza che vengano riproposte anche l'anno successivo. Non c'è mai una programmazione minimamente, non dico a lungo termine, esatto, ma neanche quinquennale, insomma, esatto. Diciamo che quello non c'è, però insomma c'è stata un'attenzione con il 65%, il 50% sulle ristrutturazioni, il 65% per il recupero energetico, che sicuramente hanno dato una mano al cittadino e di conseguenza alle imprese che sono sopravvissute grazie anche a questa iniziativa del governo sull'incentivo fiscale. Questo si rivolge alle ristrutturazioni, direi più delle case, del singolo appartamento o del condominio in se stesso, nel rifacimento di un tetto, nel rifacimento di un cappotto esterno. Danno una mano, sicuramente non è il settore trainante delle costruzioni, diciamo che è una parte più artigiana, però sicuramente anche questo, devo dire, ha interessato anche molte imprese iscritte da noi e per cui ha dato un po' di respiro a un settore, appunto, come abbiamo detto prima, abbastanza massacrato. Le ristrutturazioni sicuramente sono la strada, però bisognerebbe ampliare il concetto di ristrutturazione, come dicevo prima, in parti di città, cercando di collaborare tra pubblico e privato, agevolare le iniziative, perché quando le lungaggini burocratiche per trasformare una fabbrica in un edificio o abitativo o ricettivo, albergo, un qualsiasi altra cosa, porta dei tempi eterni per ottenere il permesso di demolizione e ricostruzione, o addirittura, se per caso siamo all'interno di un centro storico con la sovrintendenza e quant'altro, apriti cielo, non ne andiamo più fuori, questo fa scappare gli investitori, anche i famosi fondi immobiliari, investitori stranieri di cui tanto si parla, una cosa chiedono: tempi certi di esecuzione, e purtroppo lì l'imprenditore locale è costretto, se è serio, a dire: non sappiamo quanto tempo ci vorrà per sviluppare questa iniziativa. Bravissimo. Questo è un problema notevole. È un mea culpa anche che deve fare l'imprenditore nostrano a questo punto, però. Perché l'acquirente italiano se ne è fatto una ragione. Quindi è così, accetta come accetta tante cose che non vanno. L'estero ci chiede tempi certi sulle iniziative loro. Qui purtroppo ci scontriamo con la burocrazia nostra, tipica italiana, dove l'amministrazione si impone nei confronti degli investitori, nei confronti degli imprenditori, come un avversario, non come un collaboratore al fine di ottenere un risultato. Spesso l'istruttore, l'ispettore che deve validare il progetto va in cerca dell'errore invece di aiutare l'architetto, il progettista, l'investitore nel fare l'operazione. Trova di tutto il possibile per non fargliela fare, o quantomeno per rallentare, non capendo che poi questo è un danno che fanno a tutta la comunità e non solo al singolo imprenditore. Infatti, ecco, ANCE che cosa rappresenta? Quali categorie, proprio per capire di cosa stiamo parlando? ANCE è, diciamo, il mondo delle costruzioni industriale, inteso per industriale poi non sono solo le grandi imprese. Noi abbiamo la nostra categoria, diciamo, di imprese, va dalle imprese generali anche di grandi dimensioni alle piccole imprese anche con 5 dipendenti o 2-3 dipendenti, dipende un po' dalle zone e dalla realtà, che è veramente variegata. Noi come ANCE abbiamo la forza di essere presenti in tutto il territorio. L'ANCE ha in ogni provincia d'Italia una sezione, una rappresentanza della nostra associazione. Noi nel Veneto abbiamo le 7 province del Veneto. Io sono, diciamo, il presidente, più che presidente amo definirmi un coordinatore di questi 7 altri presidenti delle province, e rappresentiamo appunto il mondo delle costruzioni nel suo complesso, che va dal settore edile proprio, ma anche stradale, anche marittimo. Per esempio Venezia ha una grande tradizione di lavori marittimi, insomma tutto il mondo delle costruzioni in genere. Ecco, che ruolo dovrebbe avere secondo lei, che ne rappresenta, diciamo, e coordina, però secondo gli operatori del settore, l'ANCE, per poter magari
come sempre avere un interlocutore istituzionale più importante a livello nazionale per fare degli interventi, perché le associazioni di categoria un po' a volte hanno anche questo onere e onore, no? Beh, indubbiamente noi abbiamo l'onere di far sentire la voce dei nostri associati al mondo politico, al mondo istituzionale, a chi redige le leggi. L'ANCE nazionale appunto si occupa della parte della legislazione nazionale, una grossa importanza ha assunto negli ultimi anni anche il livello regionale, perché ormai la regione, per quello che riguarda il mondo delle costruzioni, legifera molto. Ci sono i piani urbanistici, c'è tutto il tema dell'ambiente, per cui è molto rilevante anche il ruolo regionale. Noi ci facciamo portatori di queste istanze della nostra categoria. Purtroppo spesso, anzi troppo spesso direi, non veniamo ascoltati, anche se ritengo che non è che noi portiamo degli interessi propriamente della categoria intesa solo per costruire, appunto. Si diceva, non è che noi siamo i cementificatori dell'Italia come si usava una volta. Credo, oggi abbiamo raggiunto una certa maturità e stiamo vedendo e collaborando anche proprio con la Regione per trovare delle soluzioni nuove, dei modi di lavorare nuovi proprio per il bene della collettività, perché una cosa che dico sempre, noi incidiamo molto nella vita del cittadino. Se pensi quando viene rifatta una strada, io capisco benissimo chi è abituato a passare per quella strada che deve fare la deviazione, la cosa, per cui torniamo ai tempi certi e ai lavori. C'era un altro messaggio fatti. che diceva che in Italia i tempi certi non esistono. Avevo letto, ero riuscito a intravederlo, sì. Sì, ma infatti è questo il problema vero, è che da noi non ci sono tempi certi, cioè in niente riusciamo a essere precisi e puntuali nella consegna, nell'esecuzione, ma ripeto anche nella consegna, nella esecuzione, nel collaudo delle opere, cioè è tutto il mondo nostro che a mio avviso deve fare una riflessione all'interno di se stesso e darsi più che delle regole, perché le regole ci sono già, siamo pieni di regole, l'Italia è sempre piena di regole e di norme. Sedersi attorno a un tavolo, guardarsi in faccia e dire diamoci una mano affinché queste opere vengano fatte in tempi certi e come vanno fatte. Bravissimo, il come vanno fatte, qualità. Allora io direi di dedicare un capitolo proprio alla qualità del costruire, comunque a prescindere che sia un cantiere per qualsiasi voglia finalità, perché questo è stato un altro aspetto purtroppo orrido, oscuro del grande costruire che è avvenuto negli anni passati, e questo ne sono a conoscenza un po' tutti i cittadini, dalla grande viabilità alle strade dove si è scoperto di tutto di più. Noi abbiamo adesso anche attorno alla città di Padova le strade che basta un po' d'acqua, si dissestano, con i sindaci e gli amministratori del territorio che poi ribadiscono: noi non abbiamo neanche più i soldi per mettere un po' di bitume a posto, poi abbiamo le strutture, le scuole che sono state fatte come Dio non voleva, le case, gli edifici, insomma c'è un mondo in cui occorrerebbe metterci le mani, quindi è importante la qualità. Vediamo di parlare di questo, andiamo prima in pubblicità, rapidissimi.